amici bellini! Voi perdonerete il video, questa cosa perché praticamente... Ah, benvenuto, non lo so chi è benvenuto, ma insomma cominciamo senza nemmeno la sigla. Non posso fare editing, non posso fare niente, ho aspettato le varie notizie di calciomercato, insomma degli aggiornamenti, esce il fatto di Polità. Io che cosa vi dovrei dire, no? Gattuso, quindi dice, Mertens, Demme, Zierischi, ci aggiungiamo Politano, perché è più plausibile, visto che si parla di Deulofeu, visto che si parla di Bernardeschi, deve uscire la notizia di Politano, per forza, per forzissima. Quindi aggiungiamo questo ai vari nomi, si arriverà ben oltre i 100 nomi di entrata e uscita, alcuni plausibili, alcuni fantasiosi, alcuni incommensurabili, ma a noi ce ne frega pure poco, perché noi dobbiamo guardare le caratteristiche dei giocatori che entrano, perché è chiaro che io mi preoccupo se deve uscire Koulibaly, mi preoccupo se deve uscire Mertens, mi preoccupo se deve uscire Osimhen. Politano, ecco, è un giocatore che l'anno scorso, almeno con Spalletti, io vi posso dire, non è che il tifoso del Napoli ne sentirebbe grandissima mancanza in questo momento, quindi non è una notizia che scalda, secondo me, non è che ci mette in apprensione. Se esce Politano entrerebbe probabilmente un altro, oppure si confermerebbe un as. Vado a braccio, ve lo dico subito, perché ci sono parecchie cose su cui si può toccare argomenti. Uno di questi, visto che un as era in orbita Monza, visto che Berlusconi pare abbia stanziato 150 milioni di euro per il mercato del Monza, e a sto punto il Monza si prende Koulibaly, non si prendono un as, si possono prendere lo Zaro, possono fare quello che vogliono, ma ovviamente anche questa è una boutade, perché poi i giocatori non vanno solamente pagati, i giocatori vanno invogliati con trattamenti di un certo livello, in società di un certo livello, con prospettive magari di vincita, di vincere qualcosa, specialmente qualche giocatore, altri magari hanno messo pace con la loro carriera, questo sono, vediamo di fare più soldi possibili, eccetera, eccetera. Soldi, vile, moneta, che ritorna come argomento per la questione Mertens, perché si continuano a fare varie ipotesi di offerte, no? 1,3, 1,7, l'accordo a 1,5. Si insiste con questa storia della Lazio. È notizia di oggi che Mertens non sarebbe proprio convintissimo di andare a fare il secondo di Immobile alla Lazio più o meno agli stessi soldi che gli potrebbe offrire il Napoli, che poi non è che lo Tito si va a svenare per il sostituto di Immobile, diciamo le cose come stanno. Ecco, se Mertens invece e alla Lazio non è che vince Mertens, cioè capite? Allora ci sono e questo è uno dei concetti che voglio mettere bene in chiaro. Se devi lasciare Napoli, se devi fare qualcosa, o vai alla Insigne in un posto dove magari non vinci perché il Toronto sta inguaiato, però fai una svolta di vita, è una cosa. Se invece tu ti sposti a 200 km, vai alla Lazio, sai che i tifosi del Napoli ci rimangono male, ha pure poco senso, perché non svolti la tua vita, che senso ha? Non vai a vincere, non vai a essere titolare di un progetto, mi sembrerebbe strano, ecco, mi sembrerebbe strano, a meno che non parliamo proprio di ripicca vera e propria, cioè di un altro es tu colpa, che poi Mertens potrebbe dire in varie lingue, non solamente in spagnolo, proprio a farlo proprio apposta, però non credo proprio che ci troviamo di fronte a questa situazione qua, a meno che proprio non lo hanno mortificato con offerte tipo devi pagarne il contratto, cioè che devi pagare tu a noi. Potrebbe essere questa la cosa fantasiosa. Ha parlato di Lorenzo, tra le altre cose, però non proprio, nel senso che mi piace sottolineare, ha parlato di Lorenzo tramite il suo procuratore, perché siamo alle solite. Alcuni procuratori hanno più spazio sui giornali di chiunque altro, sui giornali, in radio, li chiamano sempre, parlano di continuo e parlano per i loro assistiti. Ora, tramite il suo procuratore, Di Lorenzo ci fa sapere che vorrebbe stare a Napoli a vita e potrebbe anche voler essere il capitano del Napoli. E questa è una cosa che ci sta, Ci sta come timeline, ci sta nel momento in cui
Di Lorenzo adesso non c'è Meret, non c'è Insigne, non c'era Meret, non c'era Insigne in nazionale. Di Lorenzo, rappresentante del Napoli in nazionale, Politano, Bernardeschi, così. Di Lorenzo che ha fatto l'impossibile, ha fatto di tutto, ma comunque ha subito la prestazione dell'Argentina, però c'è stato quel fallo, ricordate che vi dicevo che comunque qualche tifoso almeno è stato orgoglioso della reazione almeno nervosa di Lorenzo. Quindi esce il fatto del capire, ma come? Di Lorenzo non doveva essere anche lui preda delle offerte del Real Madrid, dell'Atletico Madrid, di tutte le squadre del Manchester City? Evidentemente no. Meglio, ma meglio anche per noi, che Di Lorenzo magari almeno un punto fisso lo mettiamo, perché in questo momento come punti fissi non abbiamo il portiere, aspettiamo notizie. Il punto fisso è Di Lorenzo, Rachmani. Punto fisso è anche Mario Rui, sempre lo stesso procuratore. Però c'è Oliveira che ieri, l'Ungheria. È più difficile farlo in poltrona perché mi rilasso e non ragiono. No, l'Uruguay dice che terzino che abbiamo. E lì si dovranno giocare il posto Oliveira e Mario Rui. A centrocampo i punti fissi, cioè praticamente solamente anche Silo Botka perché non sappiamo che fine faranno i vari Zielinski, Fabian, eccetera, eccetera. E si parla addirittura di un interessamento del Milan per Elmas. Ora, quando si parla di Elmas, io penso sottopunta, anche se Elmas è uno di quei giocatori duttili che si mettono a giocare dappertutto. Il sottopunta è qua, che è arrivato a fine video. Si prende un'indiscrezione mia di mercato, io proteggo le mie fonti, a meno che poi la fonte non voglia venire allo scoperto e voglia dire no, dici nome e cognome perché non ho problemi. Io nel frattempo la proteggo la mia fonte, perché anche io ho le mie fonti, e vi dico che il Napoli su Beto è molto serio, c'è più di un sondaggio per Beto dell'Udinese. Si parla già di cifre tra i 13 e i 15, eccetera, eccetera. Ora però, voi potreste dire, ma se prendiamo Beto vuol dire che perdiamo Osimhen? E io qua vi rispondo diversamente, visto che deve uscire la notizia che il Bayern di Monaco, perché qualcuno il Bayern di Monaco se lo deve comprare dal Napoli, offerte per Osimhen, l'interessamento del Bayern di Monaco per Osimhen. Io vi dico una cosa, sempre di intuizione mia, l'esperto di calciomercato Valerio Fluido, mai. Beto non parrebbe a sostituire Osimhen. Secondo me il Napoli ha una forte intenzione di mantenere Osimhen almeno per un altro anno, con la speranza che possa giocare con continuità e segnare tantissimi gol e Alberto Levitan Blu, la sua valutazione, quindi non accettare 70-80 eventuali del Bayern di Monaco o di altre squadre della Premier, ma molto di più. Non al posto di Osimhen, mantenere Osimhen, Beto prima riserva di Osimhen e viene al posto di Mertens. Perché? Perché voi dite così? È perché quante volte Spalletti ci ha detto che lui vede Mertens prima punta e non seconda punta, anche se il finale della stagione è quasi come a dire questo è il contentino, questo è l'ultimo anno, fai tu la formazione, Mertens, perché quello quando De Laurentiis è andato là, ve lo dico io, non è andato a parlare del rinnovo, ha detto calmieriamo l'ambiente perché lo so, abbiamo perso lo scudetto, ma facciamo un finale dignitoso così possiamo proiettarci per il prossimo anno. E le parole di Mertens in intervista sono state chiarissime. Il Napoli, anche senza di me, deve comprare giocatori forti e deve riprovarci l'anno prossimo. Uniamo tutti i puntini. Quindi se il Napoli riesce a mettere le mani su Beto o su un altro attaccante, questo è lo scenario che io prevedo. Non è detto che mi piaccia, ma che io ipotizzo. Osimhen, Beto prima riserva e poi terza riserva, visto che secondo me anche Petagna qualche offerta magari l'avrà e vuole andare a giocare, Ambrosino. Si può fare. Come si è scelto Zanoli? Come terzino Jolly, visto che la situazione dei terzini era particolare. Ambrosino come terza punta nel momento in cui dovesse succedere un raffreddore ai due attaccanti titolari. E Mertens direte voi, e Mertens significa che magari Mertens non si trova un accordo, non lo so, io spero fino all'ultimo che si possa fare, che succeda il miracolo, il colpo di teatro, perché altrimenti la piazza veramente si incattivisce ancora di più. Noi gli auguriamo il meglio. E sotto punta, se si continua col 4-2-3-1, ci vanno più centrocampisti che altro. Ora, se voi mi dite Luis Alberto al posto di Zielinski, io non sono d'accordo, perché secondo me Luis Alberto spalle alla porta
non è il massimo, non è il massimo. Secondo me Luis Alberto alla Hamsik deve tenere la porta di faccia, quindi partire un po' da dietro e gestire, eccetera, eccetera. Quindi meglio in un 4-3-3 da mezzala, per quanto mi riguarda, ma sono solo intuizioni. Quindi sotto punta a me piaceva di più lo Zielinski di inizio campionato, mi piaceva tantissimo lo Zielinski dell'anno scorso, se Gattuso non se lo prende, perché tutti se lo devono prendere, e qui Zielinski, Elmas, e vediamo se verrà inserito un Bernardini, dipenderà da chi uscirà per il resto delle trattative. Signore e signori miei, io vi bacio, voi perdonerete il video così senza editing e nulla a crudo, ma mi sono reso conto che devo andare a fare il che fare e non ho nemmeno il tempo di sputarmi in viso. Che brutta immagine, non ho nemmeno il tempo di editare il video meglio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, il che fare.